amici bellini, chiama Bell, perché insomma Halloween uno si è sempre spaventato. Il Ciuchi, lo Zano, l'assassino, la bambola assassina. Insigne gioca, ma lo sapevamo. Non ve l'ho detta la formazione, ma lo sapevamo già. Dai. A me mi piace questo teate qua, il numero 6, quello con i capelli però più ricci, e mi piace assai. 21 anni, belga. Domenichini, forza. Qua chissà ha fatto una cosa che però è anche in queste cose si vede. Vedo Elmas molto più sottopunta che non mezzala in questo momento. Vediamo se si conferma. Bravo anch'issa. Eccolo. Bravo Di Lorenzo. La nostra. Niente, continuano a dirlo. Domani facciamo la proposta. Vi spiego la proposta di Angelo Forgione, perché stu fatto mi comincia a dare fastidio. Nemmeno sul rinvio, pure quando tiene il pallone in mano, proprio malissimo. È buono. Mario Rui. Mi emozionavo. Bravo Elmas. Non si sono capiti Koulibaly e chissà. Vedi com'è forte il belga è forte. È forte. Elmas, qualcuno te lo deve chiamare. L'1-2. Bravo Lozano, bravo. Alza la testa. Esattamente, è perfetto. Insigne. Il pallonetto di sinistro. Non è che poteva tirare forte, no? Ve lo ricordate il gol contro il Milan che Insigne fece sul passaggio praticamente immaginario di Mertens, che tirò forte di sinistro nell'angolo e Donnarumma? Perché non lo fai più? Vai, prenditela Lozzi, bravo. Fallo. Le mani addosso. Mamma mia, il piede di Fabian Ruiz. E come si muove, capito? È come se lo prepara, che praticamente finisce per forza in quell'angolo. Dai così. A coronamento di una stagione che l'ha cominciata proprio di fuoco. Vai così. Fatemelo rivedere esatto, così. Mamma mia, com'è straordinario. E questo è anche perché è 4-2-3-1, perché sta più vicino, perché non è per forza regista. Ve lo spiego domani nell'approfondimento tattico. Cosa significa il 4-2-3-1, il 4-2-3-1, il 4-2-3-1, il 4-3-3. Ma voi amici bellini lo sapete già, altri no. Bravo Insigne. Eccolo. Ha fatto una bellissima cosa e ci stava che tirava, però incrocia. Va bene. Bravo Rachmani. Vedi la finalizzazione! Quello che chiede Spalletti. Angui. Spina. Sempre si deve fare male, sempre. Giusto. Bravo Zambo. Anche col destro Fabian. Marietto, dai. Bravo Elmas, bravo. Io comincio a dire bravo pure sui falli, perché non ne facciamo mai, bravo. Medel, calmati. Questo ci sta, la munizione è giusta, sta in ritardo, tranquillo, ci sta. Fabian che usa ancora il destro, è la terza volta. Troppo lungo. È spettacolo, troppo. Va bene, bello, guarda, c'è Lozano che si è accentrato. Chi arriva? Maron. Lozano, molto ambizioso. Bravo Fabian. Manina? No, ha chiamato il fallo al contrario. Ma stiamo facendo sul serio? Controlliamo un attimo. Gli mette la mano prima in faccia e poi tocca il pallone. Di cosa vogliamo parlare? Prima fallo e poi fallo di mano. Di cosa stiamo parlando? Distinto che cosa fa l'arbitro da fallo contro Osimhen. Dai. Che poi noi non li segniamo e quindi io me ne vado proprio. Dai, andiamo! Perché siete scorretti, perché avete cercato di farlo innervosire con un sacco di perdite di tempo. Non siete buoni! Fa amore! Babbarì. Proprio capito, le proteste reiterate, che non c'è niente da protestare perché è evidente, no? È proprio per perdere tempo e farlo innervosire di più. È proprio, mamma mia, il calcio è anche questo. ASMR. Compratevi la tazza dal fluido.net, che è bellina, è Forza Napoli, dai. Bravo Fabian, bravo Insigne, nei contrasti forti.
E mo vi faccio pure una previsione, che stiamo a fine primo tempo. Così può uscire Insigne senza polemiche, spostiamo Lozano di là e gioca pure Politano. Bene, lasciate i like, 2000. Che esagerazione. 2000 like, perché no? Perché siete pigri, lo so, la guardate tutti, ma molti siete pigri e non fa niente. Da New York non è tutto. I like per il primo tempo, dai. Che bello! Esattamente. Sì, sì. Lozzi, non fa niente, non fa niente. 2 non ce ne danno. Anghissà! Bello! Belli... Ah, ma come hai fatto a non prenderla? Bravo, sì. La palla ha preso un giro troppo forte. Ci ha dato un bello cazzotto, Teate. Vabbè. Ricordate cosa ci ha insegnato Spalletti. 2-0 non stai tranquillo, devi farne 3. Per cominciare a stare un poco più tranquilli. Vabbè. Poi vedi c'è il problema di giocare un po' troppo sul velluto e ci piacciamo e non va bene. Saveria solida di... Dai Lollino, te lo puoi fare a De Silvestri in velocità, eh? Ah, questo non era male, Barro, eh? Barro è andato fino in fondo, Marietto. Mi piacciono assai sti cambio di gioco che stiamo facendo da un terzino all'altro, da un'ala al terzino, mi piacciono assai. Bravo Osimhen, mamma mia, stava facendo il gol della domenica di giovedì. Bravo. È andato lui. Un calcio d'angolo però, eh? No. Ah? La ripresa è incredibile. È incredibile Osimhen, ragazzi, in uno scatto fulmineo è riuscito a rimettersi davanti. Teate, è inutile che fai. Guarda, la tocca, si mette davanti e mi dispiace. Tic. Boom. Il calcetto sullo stinco. E io me ne vado. Ma secondo voi Insigne lo fa tirare a Osimhen, no? No. Ma per avere un'altra soluzione nel caso... No, non... Di nuovo l'ha tirato uguale perché pensava che forse il portiere, pensava che poi forse il portiere... Ma va bene, perché l'ha tirato bene. Bene così, dai, bene così. Così i rigori si tirano... Dove sta? Però ci sta pure che la tira lui, perché si sente in fiducia e deve aumentare la percentuale per aumentare la fiducia. Ci sta. Rachmani è mondiale, signori. È mondiale, sta giocando una partita enorme, meglio di Koulibaly. Proprio Rachmani mondialissimo. Guarda là, sta ovunque. Domenichini, no Spalletti. Vogliamo far entrare anche Zanoli. Facciamo riposare un po' Di Lorenzo. Dai. E un altro falletto se l'è preso. Ah, no, non l'ha dato. Vabbè. Bravo Fabian. Ma c'è Mario Rui a coprire una farfalla di Koulibaly, perché era una farfalla. Hai visto come gli tira la maglietta? Questo pure potrebbe... Ma sul 3-0 non succede. Però se io sto saltando e tu mi tiri la maglietta e mi impedisci di completare il salto... No, ma va bene. Stiamo giocando proprio bene. Mi sto proprio divertendo. Vedi che poi la riconquisti alta se continui a pressare. Che bravi. Oh, attraverso Mamma Carmen. Mamma mia, Anghissà. Ci sta perché Anghissà è ammonito. Però io tirerò le orecchie al Spalletti, perché devi far riposare Di Lorenzo. Basta. Capisco, li volevo cambiare pure io tutti e 11 dopo il 3-0. Non si può fare. Per me dovevi lasciare in campo Lozano. Se ne parla la prossima per Politano, perché si deprime il Ciuchi. Bravo Mertens. Vedi, da un terzino all'altro come mi piace. Mi piace. Lasciate il mi piace, se anche a voi vi piace, se altrimenti no, va niente. Bravo Mertens. No, che hai chiamato, signor arbitro? Il belga che ruba palla al belga. Ah, hai provato pure troppo. Lo battezzo 4-4-2. Però ve ne devo parlare bene domani. Iscrivetevi al canale perché c'è Zelinski che si accentra molto e Mario Rui che sale. Dai. Osi. Culam. Sì, uno deve farlo. Fai piglia gol a Petagna che non entra mai, qualcuno usata piglia gol. E allo Botka nessuno ci pensa. La facciamo fare una parata a spin.
La manina di Fabian. Foot first, manina di Fabian, io l'avrei chiamato, Cioè, fosse stato a noi avrei gridato, perché ci sta. Bisogna ammetterle le cose. 3-1 per il Bologna. No, per il Napoli. Si è preso Mertensuccio. Se l'era creato lo spazio. Oh sì. Se lo meritava. Belli gli applausi per appena tocca il pallone Gulav, Belli, proprio io lì. I 2 minuti di recupero che non li ha dati, di solito è la squadra avversaria che lo richiede, non ci interessa. Da New York Valerio Fluido è tutto, devo andare a faticare, non possiamo andare live, però domani recuperiamo tutto il recuperabile con approfondimento tattico, con il post partita, con tutte le cose belline. Me li lasciate questi 1000 like o no? Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.